ho sempre avuto grande pensiero e grande amore per la mia patria, e non dico Italia o nazione, dico proprio patria perché mi sono sempre sentito orgoglioso di essere italiano, soprattutto Certo, quando si va all'estero e hai a che fare con i tifosi stranieri, confrontati con idee, eccetera, eccetera. E quando sono ritornato a casa ogni volta mi sentivo bene, cioè dopo un certo. volo o quello che fosse, arrivavo a casa, mettevo il piede sul suolo italiano e dicevo, ah, finalmente sto a casa, perché si sta bene, si mangia bene, si vive bene, c'è la libertà, democrazia, mentre in altri paesi, girando tanto per il Eh mondo, beh, sì, in immagino. tanti anni ho visto e notato che tutto questo non c'è. Quindi un orgoglio forte. Assolutamente, io ho imparato, se si parla di nazionale Sì? soprattutto, io ho imparato ad amare, a capire cosa fosse la nazionale quando avevo 16 anni e siamo andati a fare un torneo a Mannheim, che è il Sì. torneo Albert Schweitzer, che è un torneo che si fa ancora molto importante a livello mondiale. Allora siamo stati lì da ragazzotti e c'era questa palestra dove giocavamo ed era piena di emigrati italiani che erano venuti a vedere la partita, tutti eleganti, giacca e cravatta, con le bandiere. Vinciamo il torneo, alla fine della partita scendono tutti in campo e ci portano in trionfo. E allora per noi era già uno Beh, shock. certo. Il giorno dopo partiamo per tornare in Italia con il treno e loro ci hanno accompagnati dall'albergo fino alla stazione, ci hanno portato i mazzi di fiori. E, Nato d'amore smisurato. sì, e poi mentre salivamo sul treno, molti di questi, e uno in particolare, mi disse salutateci tanto l'Italia che ci manca moltissimo. Allora lì ho capito che cosa vuol dire giocare per la Sì, nazionale, quando tu giochi per Milano, Palermo, Bologna che sia, giochi per quei tifosi. certo. Quando giochi per la nazionale invece tu giochi per tutti gli italiani, anche quelli che non sono tifosi di basket. È una Ed allora bella... ogni volta che entravo in campo, nelle partite a seguire, guardavo se quando giocavamo all'estero, guardavo se c'era una bandiera tricolore e dicevo oggi gioco per lui, Bravo. proprio perché sentivo questa vicinanza di questi tifosi di allora e mi hanno accompagnato proprio per tutta la carriera.